è l'occasione di connettere anche la città di Chieti. Qual è il suo parere da sindaco di Chieti e anche da cittadino? Intanto è un'occasione per connettere le imprese, per connettere i territori, per dare la possibilità a chi oggi fa impresa, investe innanzitutto con se stesso, col proprio sapere, nella propria attività, di mettere insieme una serie di conoscenze che faranno grande non soltanto questo momento di incontro, ma io sono certo faranno grande le opportunità per il nostro territorio. Chieti Pescara è un'area vasta sulla quale dobbiamo lavorare, è un'area sulla quale dobbiamo lavorare per far sì che i servizi non si cumulino perché doppioni, ma si cumulino perché è grande espressione di qualità, e quello che io credo, operazioni come questa, operazioni come la Unione delle Camere di Commercio di Chieti e Pescara, prima ancora di Confindustria Chieti Pescara, dell'Ance Chieti Pescara, dell'Università di Chieti e di Pescara, possono dare grande, tutte queste cose possono dare un grande impulso ad una nuova cultura della visione del territorio, delle opportunità e anche delle chance di questa area vasta che è il traino dell'intero Abruzzo. L'eccellenza ha bisogno di essere conosciuta innanzitutto, di essere riconosciuta e quindi essere connessa a tutto il resto del mondo. Oggi noi dobbiamo offrire delle eccellenze locali in un mondo che è globale, e questa può essere l'opportunità che proprio viene da esperienze come Connext.